classica casa della Regione Veneto. Questa è la villa a terra, dico io, la casa a terra della nostra regione, quindi qua ospitiamo, oltre che a Venezia, tutti i nostri amici a mostrare le nostre bellezze, e quindi mi pare che già questa è una buona cosa. Come diceva adesso il mio amico Comacchio, oggi non tocca a noi parlare molto, oggi tocca ai nostri ospiti che ci spiegheranno, in qualche modo faranno partecipi di questa meravigliosa opera. Perché meravigliosa opera? Ringrazio Dionello che l'ha voluta in questi anni e da sempre, perché probabilmente tra le tante cose che noi facciamo, le cose che lasceremo, scaramanzia per dire, ma non sono molte, sono dei fabbricati meravigliosi, delle ville come quelle in cui siamo oggi, sono dei parchi come ci sono attorno a questa villa, ci sono delle opere come questa che io sono convinto che resterà un'opera che lasceremo e che mostrerà il nostro straordinario Veneto, con le nostre 30 province, le nostre città, i nostri borghi, i nostri scorci. Cioè credo sia un'opera straordinaria, credo che molti di voi l'avranno vista in questi anni che è cresciuta, oggi siamo riusciti a completarla. È un bel lavoro che la Regione ha fatto insieme con l'editore, è un bel lavoro che lasceremo, e quando tutti noi, oggi più di ieri, anzi oggi forse con più condivisione di ieri, mettiamo assieme la parola cultura, la parola paesaggio, la parola salvaguardia e poi la parola turismo, che vuol dire anche in qualche modo un'economia buona per il nostro Veneto, probabilmente questo lavoro, quando è nato, forse chi lo faceva non aveva tutta questa comprensione, era una bella opera. Oggi probabilmente ha più comprensione, più interesse per il nostro futuro. Ecco, io mi auguro questo. Abbiamo deciso di presentarla qua in questa sede proprio per questo, perché volevamo che, qua siamo nel cuore del Veneto, in qualche modo quell'opera, se mettiamo un compasso, gira attorno a questo luogo, perché in qualche modo geograficamente siamo al centro. Ecco, abbiamo pensato di essere a casa nostra, in Regione Veneto, per i Veneti. Ecco, io mi auguro che quando sfoglierete sicuramente, ma anche nella presentazione oggi, sia per voi una bella giornata. Grazie, buona giornata a tutti.